Giovani, buonasera, anzi buonanotte visto l'orario, e ben ritrovati nuovamente sul canale di Neapolis 1926. Mi raccomando, per prima cosa iscriviti al canale che è gratis, soprattutto like e commento, perché voglio sapere la vostra su questa partita. Napoli e Natia e Gnatia, come cazzo, scusatemi fratelli albanesi. 4-0. È tornato Kvara is back, e ragazzi, Kvara fa tutta la differenza del mondo, possiamo dirlo tranquillamente, perché è un giocatore fenomenale. Wagyu è un giocatore veramente fenomenale, Kvara, e quando tocca il pallone tu lo vedi, no? Che c'ha un altro passo rispetto a quegli altri giocatori, ha un altro passo. Comunque, detto questo, un buon Napoli lo possiamo dire, si inizia a intravedere qualcosa. I due esterni d'attacco che si accentrano molto, l'ha detto anche Conte a fine partita, stiamo lavorando proprio sugli esterni per dare più gioco sia a Kvara, Politano, Ngonghe, a tutti gli esterni d'attacco. Chiedo molto di entrare in campo, e questa è una cosa che mi piace molto. Kvara che sta giocando un po' simile, possiamo dirlo, a come gioca con la Georgia, molto accentrato, quindi questo è un buon fattore anche per le future tattiche del Napoli, lo possiamo dire tranquillamente. Ragazzi, segna prima, naturalmente segna Kvara, bellissimo quello di Kvara, bello. Assist di Lobotka, tanta roba. Assist di Lobotka, tanta roba, gliel'ha messa lì davanti. Quella è una cosa buona, perché il Napoli era in proiezione molto offensiva, hanno fatto un recupero palla molto alto, Lobotka era lì, scambio con Kvara, gliela ridà, tocco sotto di Lobotka e Kvara, tutta la classe di Kvara si è visto. Poi c'è il gol di Politano che ragazzi, noi qui diciamo di Chiesa, ma Politano sta facendo un ottimo precampionato Politano, quindi non so se il Napoli sugli esterni vada a rinforzarsi, non lo so, perché Politano sta facendo vedere cose buone, anche in Ngonghe che poi troverà il gol del 4-0, bello il gol di Ngonghe ragazzi. Poi nel mezzo c'è il gol di Simeone. Zerbin ha fatto doppio assist se non erro, Zerbin, Zerbin, e l'ha detto il suo procuratore, l'ha detto, Zerbin è fortissimo, Zerbin va valorizzato. Sì, doppio assist di Zerbin, va valorizzato Zerbin secondo me, perché è un buon giocatore. Forse quel trasferimento a Monza non neanche gli è servito più di tanto la passata stagione, però insomma in finale ci ha portato lui di Supercoppa italiana con l'Inter, poi l'abbiamo persa, vabbè, questi sono dettagli. Però ecco, Simeone che segna, Gong che trova un bellissimo gol con il pallonetto cucchiaio sotto, tanta roba. E ragazzi, il Napoli di Conte viaggia, Conte l'ha detto, è presto per parlare perché ci sono ancora tanti carichi che abbiamo addosso, le gambe, i giocatori faticano, per un momento faticano ancora, però è un buon Napoli, si inizia a intravedere qualcosa, a parte Wagyu, lo possiamo dire tranquillamente. Ci esaltiamo, perché ragazzi la passata stagione è stata quel che è stata. Ora che tu vedi il Napoli avere un briciolo di gioco, un cazzo di gioco che tu dici cazzo Wagyu, finalmente un po' di pressing, un po' di motivazione in campo ce la mettono. Kvara che è tornato da poco, Conte l'ha subito buttato titolare, Conte quando ha detto Kvara non si tocca, Di Lorenzo non si toccano, subito titolare, a differenza di Buongiorno. Ragazzi, Nathan, occhio a Nathan, perché secondo me Nathan si potrebbe prendere la maglia di titolare, occhio a Nathan veramente. Comunque Osimhen oramai è divorziato in casa, lo possiamo dire tranquillamente. Osimhen nemmeno convocato, nemmeno in panchina, è allucinante veramente quel giocatore. Lui aspetta di essere venduto, ma secondo me il buon Osimhen rimarrà a Napoli, e io sono convinto che se l'ultima settimana di calciomercato questo stronzo va via, perché poi così lo devo chiamare, no? Perché tu ti puoi allenare, bastardo, perché tutti gli altri si allenano, Napoli non lo vende, ne sono convinto. Comunque, detto questo, iscriviti al canale, sempre e comunque forza Napoli. Noi ci vediamo domani, perché c'è la presentazione di Buongiorno. Ciao,